Valore Artigiano è un progetto promosso dalle due associazioni degli artigiani di Vicenza, Confartigianato e CNA, e finanziato dalla Regione Veneto con il supporto scientifico della Venice International University, che ha avuto e ha l'obiettivo di portare la capacità manifatturiera della provincia di Vicenza nel nuovo millennio, attraverso 3 percorsi che riguardavano il design, l'e-commerce e la stampa 3D. Se nel design abbiamo avuto la costruzione dei prototipi, quindi la realizzazione degli oggetti fisici che poi sono stati presentati al Salone del Mobile di Milano, il laboratorio ad esempio per l'e-commerce non prevedeva dei prototipi in senso stretto, ma che ha visto i professionisti lavorare direttamente con gli artigiani sui loro siti. Il nominativo del progetto mette assieme in realtà il senso vero dell'iniziativa, partire da un asset, in questo caso immateriale, del territorio di Vicenza, la capacità manifatturiera, la capacità artigianale, il lavoro artigiano, per dargli valore. Valore vuol dire anche riconoscibilità a livello internazionale, vuol dire riconoscibilità a livello globale, partire dalla tradizione per scalare a livello globale attraverso un percorso di innovazione. Noi lavoriamo molto sulla ricerca, perché la progettazione del prodotto non è solo creazione del prodotto, ma è creazione anche del contesto in cui il prodotto viene inserito. Io posso fare un vaso, però poi il vaso deve essere fotografato in un certo modo, deve essere fatto un catalogo in un certo modo, deve essere inserito in una vetrina in un certo modo. È una progettazione che non è individuale. Noi cerchiamo sempre di condividere, cioè quando uno fa una proposta, un'idea, e ci mettiamo non dal punto di vista critico e dire dov'è la criticità di questo prodotto, ma che sviluppo può avere. Perché se noi partiamo da un punto di vista positivo e prendiamo qualsiasi idea e cerchiamo di svilupparla, e se in 3-4 lavoriamo assieme tutti in questa linea, abbiamo la possibilità di avere un prodotto molto valido alla fine. È una progettazione sempre fatta a più mani e penso che si possa notare sulla nostra produzione, perché cerchiamo non la staticità ma la dinamica delle forme. Attraverso le forme cerchiamo di dare anche di trasmettere dei valori, ecco. È importante, non è solo un gioco di trovare una forma nuova, ma ogni forma deve avere un suo contenuto interno. Il tema dell'esperienza è un tema importante. Durante il progetto noi abbiamo portato design internazionali con appunto esperienze di design anche importanti in molte capitali del mondo, e li abbiamo portati a Vicenza, li abbiamo avvicinati, li abbiamo fatti conoscere una serie di artigiani che hanno partecipato al progetto. Abbiamo preso una specie di pulmino e li abbiamo portati a visitare i singoli laboratori. È stata proprio un'esperienza, nel senso che questo incontro, se volete anche un po' fuori dagli schemi, ha generato una grande elettricità, una grande potenzialità, e tutto era legato appunto a questo tema dell'esperienza, di poter da un certo punto di vista del designer verificare con mano la qualità e l'abilità dell'artigiano, e dall'altro, dal punto di vista dell'artigiano, iniziare a capire quali sono le richieste, le idee, le intuizioni. Gran parte appunto dei progetti che sono anche usciti dal progetto Valore Artigiano sono frutto di questa esperienza di lavoro e di conoscenza reciproca. Infatti uno degli aspetti sui quali noi un po' abbiamo maggiore difficoltà come sistema paese è appunto raccontare tutta quella complessità produttiva, culturale ma anche umana che c'è dietro alla realizzazione di un prodotto. Molti artigiani credono che il prodotto in qualche modo parli da solo, che racconti da solo una propria storia. Non è proprio così, e la testimonianza l'abbiamo avuto proprio anche con delle figure anche molto esperte come i designer, che hanno capito proprio solo visitando, solo toccando con mano la grande qualità e la grande professionalità e le potenzialità che l'artigiano poteva dare. La sfida per le nostre imprese è quella di provare a ricreare questa esperienza, quindi dare la possibilità al consumatore di conoscere, di fare l'esperienza del prodotto e della complessità che ci sta dietro il prodotto. Da questo punto di vista le tecnologie del digitale rappresentano un banco di prova particolarmente importante per ricreare, no, questo tema dell'esperienza. Anche la provincia in cui abitiamo gioca un ruolo fondamentale, perché c'è tanta cultura del lavoro, del sacrificio, del bello, dell'impegno, e dopo si è creato tutto un indotto, si trova tutto abbastanza facilmente. Il prodotto nostro va quasi tutto all'estero indirettamente. Se lavoriamo per le aziende di serie viene quasi tutto esportato. Facciamo arredamento navale per mega yacht e gli armatori sono quasi tutti stranieri, e dopo quale clientela locale in Italia invece c'è crisi e le persone quando finiscono da casa hanno poca disponibilità finanziaria, sono pochi i nostri clienti in pratica, e dopo c'è tanta offerta, sì, che abbiamo cercato già da tanti anni di rivolgersi non al mercato locale ma al mercato estero. Il progetto ha avuto successo ed è partito da Vicenza secondo me per 3 motivi. Il primo
perché Vicenza è una delle province più ricche in Italia per quanto riguarda la sua capacità manufatturiera, è una delle province più densamente popolate di imprese che esportano e che esportano manufatti del Made in Italy. Il secondo motivo è che a Vicenza le associazioni di categoria si sono rese conto che anche il mondo dell'artigianato sta cambiando e hanno voluto quindi approcciare questo progetto per in qualche modo cogliere questo cambiamento e proiettarsi nel futuro. A Vicenza ha avuto fortuna perché poi abbiamo trovato delle persone, in particolare gli artigiani, che ci hanno creduto. Quindi sì, va bene le condizioni di sistema, va bene le condizioni istituzionali, ma poi sono le persone che portano avanti i progetti e che ne fanno la differenza. Quindi le persone, in questo caso gli artigiani, ci hanno creduto e hanno determinato il successo del progetto. Io sono nato praticamente in mezzo al marmo, per cui è stata una cosa tramandata da padre in figlio proprio. In realtà ancora quando andavo a scuola, nelle pause estive chiaramente andavo con mio padre in giro per imparare anche l'arte e chiaramente mi sono sempre visto a fare questo. Certo, l'obiettivo sinceramente è quello di svilupparci e ampliare il nostro parco clienti a mercati esteri, anche lontani, in America o in Australia addirittura, con prodotti assolutamente di design, incontrare nuove culture e impararne gli stili e gli usi, perché comunque un'influenza di culture diverse può portare a prodotti diversi ed è una cosa assolutamente interessante questa, secondo me. Il tema dell'autenticità è un tema oggi molto caldo, nel senso che è un tema sempre più richiesto dal consumatore. In qualche modo il consumatore si è un po' stancato di prodotti standardizzati, cerca qualcosa che sia unico, non replicabile. E gran parte dei nostri artigiani possono vantare questa originalità, questa specificità. Il consumatore cerca qualcosa di unico che sia legato ad una storia, ad una cultura, che non sia semplicemente un prodotto industriale. E questo è un aspetto che per il mondo artigianale italiano è estremamente importante e che non è stato finora adeguatamente valorizzato e sul quale noi siamo chiamati a migliorare e a investire di più nel futuro per far conoscere questa dimensione autentica, questo legame con una cultura che è anche la cultura italiana. Ho visto che il nostro tipo di clientela è attento all'innovazione e quindi una parte del mio lavoro è capire e valutare che materiali arriveranno, che colori arrivano e arriveranno. Nel nostro processo produttivo abbiamo la possibilità di utilizzare un gran numero di figure professionali, dall'ideazione di un progetto, dalla realizzazione della grafica, della stampa, nobilitazione e finitura. Quindi tutto il processo lineare può essere cominciato e terminato all'interno della nostra azienda. Diciamo che i clienti vengono spesso qui con problemi, insomma, anche da risolvere. Noi vediamo di dare il meglio per riuscire a risolverli, quindi comunque abbiamo anche la possibilità di dialogare con loro, di appunto trovare soluzioni ai lavori che hanno. Poi chiaramente abbiamo anche molte idee da offrire. Infatti la domanda che sta crescendo a livello internazionale non è solo la richiesta di un prodotto generico, ma quella sempre più esplicita di un prodotto personalizzato. Ed è questa proprio la grande capacità degli artigiani, può essere valorizzata proprio attraverso questo confronto, questa interazione. Vicenza è una città probabilmente fondamentale per questo tipo di lavoro, perché ha una cultura legata al marmo che è profonda, forse di millenni, diciamo. La comunicazione online, per quello che ci riguarda, può servire per farci conoscere ed è fondamentale, e attraverso appunto il valore artigiano mi sono accorto che lo strumento internet è diventato una cosa fruibile in maniera molto veloce. Per la mia azienda ha rappresentato una consapevolezza che alcune cose che facevamo appunto sono corrette. Per me è importante lavorare sul territorio perché ci permette di vivere nel nostro territorio, ci permette di contribuire a farlo vivere e per quanto possibile di permettere anche ad altre persone di rimanerci. C'è comunque della ricerca e la ricerca si trova soprattutto nella ricerca di soluzioni per poter rispondere alle esigenze del cliente. Noi non facciamo prodotti in serie, quindi ogni prodotto è a sé, ogni prodotto deve soddisfare una particolare esigenza
e quindi è una ricerca continua per fare sempre qualcosa di nuovo. Il valore artigiano si svolge a Vicenza perché Vicenza è una delle province altamente industrializzate con una grandissima quota di artigiani, è un laboratorio nel quale appunto c'è una grandissima concentrazione di competenze, dall'oro alla meccanica, al tessile, alla concia, e quindi fa parte a pieno titolo di quello che noi chiamiamo appunto Made in Italy, che normalmente viene identificato con 4 grandi settori industriali che sono il tessile abbigliamento, l'arredamento, la casa, il cibo naturalmente e la meccanica. E un po' Vicenza mette insieme tutti questi 4 settori, li condensa, è come uno spazio molto concentrato nel quale sono presenti tutte queste specialità. Credo che Valore Artigiano possa rappresentare quella che è il valore proprio dell'artigianalità. In questo momento in cui l'artigianalità è nell'immaginario collettivo sinonimo di qualità, noi abbiamo voluto sostenere questo progetto perché con l'aiuto della Regione Veneto siamo riusciti a mettere in campo il cuore, le mani e la capacità dei nostri artigiani. E Valore Artigiano inoltre ha all'interno del suo progetto un motivo anche di entusiasmo per le nostre imprese e credo che questo sia anche in un momento di trasformazione della modalità di lavorare un progetto che apre la mente e che porta le nostre aziende a modificare il proprio modo di porsi al mercato. Abbiamo scelto di sostenere Valore Artigiano per dare la possibilità agli artigiani e ai giovani designer di collaborare tra di loro. C'è stato sempre di più uno scollamento fra i due mondi e la necessità di dare novità, cambiamento e nuova vitalità al mondo dell'artigianato, nuova visione sia agli artigiani e tutti quei ragazzi che lavorano nel mondo del designer e che faticano a trovare collegamento col mondo dell'artigianato. Ma noi diciamo sempre che il futuro è la nostra tradizione. Con questo progetto vogliamo far sposare sempre di più alle aziende artigiane la loro storia, la loro capacità di produrre, la loro capacità di innovare, legate sia alla tradizione ma che si rapportino sempre di più con le opportunità che arrivano dalle modernità che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione. Devono essere accompagnate anche da una visione di impresa nuova e aperta, soprattutto ai giovani, come dico sempre, perché è lì che viene il nostro cambiamento, è lì che andrà l'artigianato nel prossimo futuro.